Bella a tutti ragazzi, ben ritrovati in un nuovo video dello spettacolo Marco Batman Napoletano, come state? Tutto bene? Non vi ho portato video ieri perché non avevo notizie, molte notizie da darvi, quindi ho pensato di, portarvi solo un unico video oggi, nella giornata di oggi. In questo video andiamo a parlare di un'intervista fatta ad Antonio Conte, dal presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis e poi andremo a parlare di una notizia di queste ore, di poche ore fa, di un paio di ore fa circa. Allora, partiamo subito con la notizia di De Laurentiis, con l'intervista fatta al presidente del Napoli. Allora, il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, ribadisce in un'intervista che il Maradona, ok, deve andare o viene venduto a De Laurentiis perché di proprietà del comune, oppure il comune gli deve dare il permesso per, diciamo, per costruire un altro stadio che si dovrebbe fare ad Afragola con dei parcheggi, con molti parcheggi. Sono completamente d'accordo, perché il Maradona, ok, bella all'interno, va bene, sì, è bellissimo, c'è stato un sacco di volte. Io in mezza occasione sto chiudendo a bagni che c'è lavandini scassati, acqua che perdeva dal tetto, dal soffitto, il bagno, la tazza per non essere volgare rotta che con diciamo dei come posso non essere volgare con degli escrementi, ecco, che stanno ai lati della pipì sui water, cioè ne stiamo parlando, water spaccati, cioè voglio stanno proprio inguaiato o il comune fa una grande ristrutturazione dell'interno dello stadio oppure l'ha da vendere oppure deve vendere della Juventus oppure deve ehm, oppure deve dare il permesso a De Laurentiis di fare un nuovo stadio. Per esempio, per farvi capire, De Laurentiis ha detto che lui quando fanno le serate di Champions, quando sta la Champions del Napoli, che gioca del Napoli in Champions, incassa 3 milioni, essendo che lo stadio non è suo. Tutte le altre squadre, che siano italiane o no, nelle serate di Champions che giocano, incassano ben 14 milioni di euro. Cioè, si parla di una differenza di 12 milioni di euro. Cioè, 11-12 milioni di euro. Ci stiamo parlando. Cioè, perché tu Napoli devi andare a prendere 12 milioni in meno rispetto alle altre squadre? Spiegamelo così. Poi, De Laurentiis ha detto sempre nell'intervista che in pratica il Maradona, quando il Napoli gioca, essendo del comune, lo affittano, il Napoli lo affitta il giorno prima della partita, così da fare le pulizie, sistemarlo un poco, poi il giorno della partita, dove appunto si fa la partita, si sistema il campo, e poi il giorno dopo, dove si sistema il campo, dove si sistemano i seggiolini e tutto. Quindi il Napoli affitta lo stadio per 3 giorni. Per 3 giorni. Ed è costretto tipo a dare 1-2 milioni di euro al comune per uno stadio. Cioè, una cosa a parer mio un po' esagerata. Quindi faccio un appello al comune. O ci vinto lo stadio De Laurentiis, oppure
dai permessi a De Laurentiis di fare un nuovo stadio. Però, vabbè, passiamo alla notizia di calciomercato, dove è uscita un paio d'ore fa questa notizia che mi è arrivata una notizia, l'ho fatta pure girare sui miei canali social, dove ehm, il Real Madrid e il Barcellona hanno fatto delle chiamate al Manchester City per Erling Haaland, dove ribadiscono che il giocatore abbia ancora delle clausole che riguarda un possibile trasferimento a un prezzo più basso del valore del giocatore. Per esempio, per farvi capire, Ciccio vale 100 milioni, invece di 100 li fanno pagare 90, 80, 70 solo per i club spagnoli. Ehm, Però il City ribadisce che il giocatore, dopo aver rinnovato il contratto a gennaio, non abbia aggiunto clausole. La gente non ha messo clausole, non ha richiesto clausole. E vabbè, però vi posso assicurare che non il Real Madrid e la Barcellona, cioè soprattutto il Real Madrid potesse pure accattare Erling Haaland, cioè basta mettere sul piatto 200 milioni, sì, Manchester City, Manchester City, cioè chi è che non se ne prende 200 milioni, massimo massimo 200 milioni e 50, 250 milioni, cioè ditemelo, cioè dai, non scherziamo. Vabbè, grazie a tutti per la visione, ci vediamo in un prossimo video, mi raccomando lasciate un bel like e iscrivetevi al canale, siamo quasi a 50 iscritti, mi raccomando, ciao!